Il Cagliaritano è stato investito da un'emergenza causata da nubifragi che hanno provocato una vittima e gravi danni alle infrastrutture. Ancora una volta si parla di danni a cose fatte, mentre occorrerebbe invece parlarne a voce ferme quando il tempo lo permette. Viene da pensare, facendo un ragionamento, ai fatti di 10 anni fa e che probabilmente in 10 anni forse non abbiamo fatto abbastanza per mettere al riparo le persone e il territorio dalle criticità che possono emergere quando avvengono fenomeni di questo tipo, di questa natura. Riflettevo prima che probabilmente guardando il ponte che in qualche modo ha subito i danni a capoterra è l'immagine esatta di come male probabilmente si costruisce. La natura si sta riprendendo i suoi spazi, le luci idrauliche probabilmente non erano sufficienti. Il problema che abbiamo visto anche nel 2013 col problema del ciclone Cleopatra nella nostra provincia, col ponte di Oloè. Ecco, manca a mio avviso ancora la cultura geologica della prevenzione e della manutenzione del territorio. Purtroppo oggi si piange una vittima, quindi questo è il danno più grave, l'irrimediabile a cui si va incontro. In qualche modo si potrebbe dire che la macchina della protezione civile ha lavorato meglio, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, qualcosa non è andato al meglio, comunque potremo certamente migliorare nel prossimo futuro per evitare che queste perdite irreparabili tornino ad avvenire. Cosa si può fare per diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione e quali comportamenti attuare in caso di emergenza? Fare formazione in tempi di pace rivolta alla cittadinanza, alla società civile tutta, relativamente ai piani di protezione civile e a quelle primarie norme di autoprotezione che devono essere attivate quando si verifica una fase di emergenza come quella che stiamo vivendo in queste ore.